Slow Food, condotta del Feltrino, in collaborazione con ENAIP Veneto SFP di Feltre, organizza un evento dal titolo Just Beans, conoscere e assaggiare il mondo dei legumi, che si svolgerà venerdì 21 aprile presso la scuola ENAIP Veneto di Feltre. Allora, venerdì 21 aprile dalle 18:30 si aprirà un workshop leguminoso in cui interverranno degli esperti del settore e della tecnologia dell'alimentazione, nutrizionismo, e poi anche un educatore dell'ENAIP, l'educatrice, la Barbara De Nobili, che è un'insegnante che si occupa appunto dell'alimentazione come materia all'interno della scuola. In questo workshop c'è una parte didattica, abbastanza istituzionale, e poi ci sarà invece l'ultima parte che sarà di coinvolgimento del pubblico, e diciamo che non riveliamo nulla per ora. E poi ci si sposterà dall'aula magna del campus Tina Merlin, ci si sposterà qua nel caffè letterario e ci sarà questa cena per una cinquantina, sessantina di persone, a cui invitiamo comunque ancora ad iscriversi, e servita dalle varie classi a seconda della loro qualifica che andranno a prendere, cioè ristorazione e sala, dai ragazzi dell'ENAIP, seguiti dal nostro maître Andrea Mondin e dal nostro chef, che è Rodolfo Boff. Dico nostro perché comunque la mia veste in questo caso è sia di fiduciaria della condotta Slow Food di Feltrino, ma anche formatore esterno di questa scuola, e quindi che sento anche un po' mia. Ecco, allora la Cassa Rurale Dolomiti, che è la banca del territorio, è sempre molto sensibile a iniziative meritevoli come questa, che mettono insieme, in questo caso, prodotti del territorio, giovani e la scuola. E quindi sicuramente abbiamo ritenuto che fosse molto importante dare un contributo, anche perché il ricavato della cena che verrà fatta servirà per sostenere la scuola e le attrezzature. La cena costa 35 euro, vini inclusi, e il ricavato sarà devoluto all'ENAIP Veneto SFP di Feltre per le nuove attrezzature da cucina. Questa serata Jazz Beans per ENAIP Veneto è stato davvero un progetto importante per realizzare un ricettario nel quale sono ovviamente state preparate dal nostro chef Rodolphe Boff le ricette a base di legumi. Sono tutte le ricette da un antipasto al primo, secondo e dolce, sono abbinate a dei vini del consorzio del Cosse del Feltrino, quale quella sera sarà presente il presidente per presentare anche i 16 vinaioli che sono presenti all'interno del consorzio. Questo è stata un'occasione anche per sensibilizzare i nostri ragazzi nella preparazione sul servizio del vino, che non è poco. La serata sarà dedicata alla quarta ristorazione e seconda ristorazione per il servizio a tavola e la preparazione in cucina. Ricordo anche che chi verrà a degustare la cena del 21 aprile avrà modo sia di degustare le pietanze a base di legumi, ma di assaggiare anche appunto i vini del consorzio del Cosse Feltrino, e tutto il ricavato della serata verrà preso per acquistare un'attrezzatura per la cucina della nostra scuola. Quindi ricordo a tutte le persone che si iscriveranno per venire alla cena, potranno anche lasciare un contributo per acquistare appunto un'attrezzatura.